Crisi e paura del futuro fermano la voglia di famiglia. La Sardegna perde oltre 10.000 abitanti all'anno, dito puntato sul welfare che non c'è. Elisabetta Azzeni. Mettiamo in evidenza, oltre al deficit demografico della Sardegna, anche quali sono appunto le cause che da tanti anni interessano un po' tutto l'aspetto socio-economico, legato anche al fatto che molti giovani, per esempio, continuano ad emigrare perché non hanno opportunità lavorative, ma allo stesso tempo non trovano, per esempio, un'abitazione adatta al loro futuro. ACLI Sardegna prepara il rapporto sui dati dell'isola e lancia l'allarme, mentre l'Istat registra il record negativo. La regione tra il 2018 e il 2019 ha perso 10.000 abitanti, il mix letale è dato dal calo della natalità più il flusso migratorio verso l'estero che coinvolge sempre più giovani. Noi perdiamo abitanti perché i giovani si spostano, ma perdiamo anche il nostro potenziale riproduttivo, cioè perdiamo quella quota di popolazione che oltre a cercare lavoro altrove metterà su famiglia in altri contesti e non qui da noi, quindi per noi la perdita è quasi doppia. Un ruolo chiave lo gioca l'assenza di politiche mirate a sostenere le famiglie sul modello dei paesi nord europei. La logica delle politiche della famiglia in Italia è la logica dell'una tantum, si lavora per emergenza, quindi il bonus bebè, il bonus babysitter, altre agevolazioni fiscali che però non vanno ad incidere effettivamente sul bilancio delle famiglie in maniera continuativa, quindi fare un progetto di famiglia diventa complicato.